Noi non vogliamo essere clandestini, noi ci siamo integrati in questo paese e noi diciamo basta, basta questa legge schifosa. Grazie. Si chiama Side by Side, fianco a fianco, il corteo, la manifestazione che prende corpo da qui, dal piazzale della stazione di Venezia, per tutelare i diritti umani, per tutelare i diritti dei migranti e la loro accoglienza. Tra bandiere, canti, slogan, striscioni e danze pare di essere ad una festa interculturale. Questa è una città in cui c'è un fontego dei tedeschi, una riva dei sciavoni, che ne dica il sindaco, non gli slavi sciavoni. Cioè una città che forse per motivi anche commerciali e anche non sempre nobili, ma comunque è stata aperta. Tra associazioni, docenti dello SLAI Cobas, sostenitori della manifestazione, c'è anche lui, Lansinel, 23 anni, della Guinea, è arrivato da 4 in Italia. Già io sono fortunato, ho avuto lavoro, ma gli altri che non hanno lavoro, non anche dove dormire. E ho un cuore che mi fa male se vedo i miei colleghi che sono arrivati allo stesso modo con me e mi fa piangere se dormono fuori alla strada, che non hanno luogo dove dormire e neanche a mangiare. Per esprimere forte contrarietà alla legge Salvini e alle politiche di tutto il governo, compresa la Lega, i 5 Stelle, i porti chiusi e tutto quello che sta succedendo. Poi c'è Chancely, 30 anni, del Camerun, e infine Mamadou, 32, senegalese, sans les papiers, senza il permesso di soggiorno. Cosa cerchi? Un lavoro, una casa? Cerco di avere una vita come tutte le persone perché sono un essere umano. Quindi senza il permesso di soggiorno non si può fare niente? Sì, niente, non mi posso fare niente, rimanere sempre. Dove andrai? Boh, adesso guarda dove io voglio andare,